Andiamo a lanciare un'idea, quella delle 3A per la nostra meravigliosa città. A che significa ambiente, A anche di arte, e quindi il progetto è di andare a consegnare ormai imminente il primo grande museo di storia naturale, ma anche di mostra d'arte contemporanea, e poi l'aspetto della A come archeologia e antichità. Quindi questo grande progetto che abbiamo coordinato con l'Università Ca' Foscari, che ha portato dei risultati strepitosi e unici. Un progetto molto largo, molto complesso, che continuerà nei prossimi anni con questa amministrazione, auspichiamo anche con la prossima, ma con idea ben precisa: riscoprire Jesolo e farlo conoscere sotto un altro punto di vista, che è un punto di vista inesplorato e probabilmente quello anche più stimolante. Il territorio di Jesolo conserva, come molti sapranno, le testimonianze di un edificio imponente, anche se oggi ne rimangano solo dei pochi resti, il cosiddetto le antiche mura, cioè ciò che rimane della cattedrale di epoca romanica, cioè del XII secolo, costruita in questo territorio, in questo luogo, cioè nel cosiddetto monastero di San Mauro. L'assenza o la scarsità di testimonianze storico-archeologiche e monumentali lascia intendere quasi che questo territorio non abbia storia. L'archeologia nel passato, e anche l'archeologia che siamo in grado oggi di mettere in atto anche con strumenti più sofisticati di indagine, è l'unico mezzo che ci consente di poter ricostruire, ritornare indietro nel tempo e ricostruire delle narrazioni che ci raccontino la storia millenaria di questo luogo. Il sito archeologico delle antiche mura è rappresentato dalle rovine della cattedrale, che qui vediamo ancora nel loro stato attuale, e che rappresentano i resti di un grande edificio religioso, un edificio religioso cresciuto intorno all'undicesimo secolo e molto ampio, secondo soltanto alla cattedrale di San Marco a Venezia. Dall'inizio degli anni 60 le indagini archeologiche si sono concentrate sulla cattedrale e hanno riportato alla luce di fatto due altri edifici precedenti: una chiesa più piccola, una basilica decorata a mosaici del VII secolo, e una precedente cappella di V secolo, molto più piccola, che rappresenta proprio la prima fondazione religiosa legata all'insediamento di Jesolo nella fase tardo-romana. Di fatto quest'area, che praticamente risulta disabitata nel 1400, invece nel corso del Medioevo, quindi dal IX al XIII secolo, ha moltissima vita, e quindi proprio da tutti gli elementi che noi ritroviamo, che possono essere anche elementi da gioco come una pedina per gli scacchi in osso, noi ricostruiamo la vita degli jesolani medievali.